Visita pastorale per il vescovo di Chioggia alle scuole di Porto Tolle. La scuola è laica. Monsignor Tessarollo, lapidario e chiusura mentale da microcefali. L'assessore regionale Donazzan, assurdo, mando gli ispettori. Udienza in Vaticano e cerimonia a San Pietro per l'inaugurazione dell'albero e del presepe donati dalle terre flagellate dal maltempo, il simbolo delle radici cristiane delle nostre comunità, ha detto il presidente Zaia. Nuova tragedia della strada, 34enne in bici travolto e ucciso da un'auto a Salzano solo qualche ora prima, il dramma in A4 con una vittima di 90, spacciatore di pasticche di Giaba, la cosiddetta droga di Hitler, fermato dai carabinieri in via Piave a Mestre, nello zaino nascondeva oltre 800 dosi. Cominceranno all'inizio del 2019 i lavori per l'intervento di riqualificazione che vedrà trasformati 6 ettari di terreno nel porto di Chioggia da discarica abusiva ad area produttiva. Bufera sul gondoliere che ha addobbato la gondola con un simbolo fascista, subito rimosso, l'uomo si difende, una goliardata, ma il capo dei gondolieri sanziona. L'incasso del match contro Bologna e la raccolta fondi avviata al Palasport Taliercio per il Veneto flagellato dal maltempo. Un assegno da 20.000 euro sarà consegnato domenica dalla Reier alla Regione Veneto. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione veneziana dei TG di Antenna 3. In primo piano la polemica divampata dopo la mancata visita del vescovo di Chioggia, Monsignor Tessarollo, agli studenti di una scuola della sua diocesi. La visita è stata negata dalla direzione scolastica in nome della laicità delle istituzioni. Sentiamo. Lo Stato italiano, del quale le scuole pubbliche sono amministrazioni autonome, è laico e aconfessionale. La presenza di un rappresentante di una confessione religiosa è dunque inopportuna. Con questa motivazione Fabio Cusin, preside a Porto Tolle, ha negato la richiesta di un incontro coi ragazzi nelle scuole del paese, presentata dal vescovo di Chioggia Adriano Tessarollo. A raccontare l'episodio lo stesso prelato. Non ho alcun motivo personale per risentirmi, puntualizza, ma la vicenda ci regala qualche spunto di riflessione. È larghezza di vedute o ristrettezza di vedute quello di difendere una laicità che tende a creare esclusioni. È vero, ho usato un termine fortino perché ho detto microcefali, ma è da dire no, che ristrettezza di vedute che tende ad escludere. Non andiamo certo nelle scuole a fare catechesi, spiega il vescovo, che ha trovato sempre le porte aperte negli altri istituti della diocesi, ma a incontrare i giovani per parlare di educazione e di dialogo. Questo atteggiamento di chiusura mentale e malinteso laicismo, sostiene, rischia di avere effetti negativi dal punto di vista sociale. Per esempio, negare il presepe o i canti di Natale può aumentare il malanimo verso gli stranieri, a cui ingiustamente viene attribuita la responsabilità di questi episodi. A me dispiace perché questo fomenta poi le occasioni di strumentalizzare, qualche volta anche politicamente, ecco, noi difendiamo il presepio, noi no, noi difendiamo gli stranieri, noi no, e questo tante volte nella popolazione crea rifiuto, perché dice a causa loro non possiamo più fare questo, i nostri figli non possono più qua, che altri non vogliono di là, che comandino a casa loro, ma questa spesso, ripeto, è una strumentalizzazione che creiamo noi. I tempi della chiusura della Chiesa Cattolica nei confronti delle istituzioni statali sono passati ormai da un secolo, riflette Tessarollo. Non vorremmo trovarci oggi di fronte alla situazione inversa. Noi che cerchiamo, con Papa Francesco, di aprire orizzonti di dialogo, di scambio, di confronto, qualcosa comincia lo Stato laico a creare le barriere e le esclusioni. E la vicenda ha scatenato anche reazioni politiche, tra queste anche quella dell'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan. Ho scritto al Vescovo di Chioggia per dire tutta la solidarietà e la vicinanza e per esprimere il fatto che una scuola è una comunità educante, non c'è un dirigente scolastico che può dire a un vescovo c'è un'eminenza, una rappresentante delle istituzioni, una autorità spirituale di venire o non venire, perché quella non è autonomia della scuola, è una discrezionalità del dirigente scolastico e chiederò che ci siano le verifiche.
Dura la reazione dell'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan, che definisce la scelta del dirigente scolastico assurda, illogica e figlia di un laicismo estremo e fazioso. Ma da Chioggia è lo stesso vescovo a chiederle nei confronti della scuola e del preside Fabio Cusin. Mi ha risposto: lasciamo in pace la scuola, è un atteggiamento di esclusione quello che mi è stato riservato, ma non voglio che sia un fatto personale. Ancora una volta Monsignor Tessarollo si dimostra di una grandissima educazione e sarebbe stato un buon esempio in quella scuola. Io spero che il preside cambi idea. Cusin da parte sua ha indirizzato una lettera aperta a Monsignor Tessarollo, ribadendo le motivazioni del diniego, ma esprimendo anche apertura. Se volesse partecipare a un dialogo interreligioso o a un dibattito sulla fede, propone, sarei lietissimo di averla tra noi. Il preside non risparmia critiche ai politici che a suo dire usano la religione come strumento di aspra polemica, più come una clava, scrive, che come un delicato sentimento dell'animo. Giornata ricca di emozioni, quella di oggi a Roma in occasione dell'inaugurazione dell'albero di Natale e del presepe di sabbia donati dal Friuli Venezia Giulia e dal Veneto per la nostra regione. L'udienza particolare in piazza San Pietro con Papa Francesco, c'erano il governatore Luca Zaia ed il patriarca di Venezia, Monsignor Moraglia. L'albero e il presepio sono due segni che non finiscono mai di affascinarci, parlano del Natale aiutandoci a contemplare il mistero di Dio fattosi uomo. Lo ha sottolineato stamani Papa Francesco all'udienza con circa 350 persone arrivate da Friuli, Venezia Giulia e Veneto per l'inaugurazione dell'albero di Natale e del presepio in piazza San Pietro. La natività quest'anno è realizzata con la sabbia iesolana proveniente dalle Dolomiti, mentre l'abete rosso, alto circa 21 metri, arriva dalla foresta del Cansiglio ed è stato donato dalla diocesi di Concordia Pordenone. La caratteristica particolare del presepe è che quest'anno campeggia in piazza San Pietro la sabbia, un materiale che richiama la semplicità, la piccolezza e anche la fragilità, ha notato Papa Francesco. E alle parole del Santo Padre nel pomeriggio si è collegato il Patriarca di Venezia presentando un po' dell'amata terra veneta, quest'anno presente nella piazza che raduna il mondo intero. E sarà qui a servizio di quello che per noi cristiani è l'evento che ha cambiato il mondo. Un evento semplice, un evento che si è realizzato e che continua a vivere. Usiamo del presepio come di un simbolo che ci aiuta a fare un esame di coscienza per purificare le nostre durezze, per poter essere capaci di relazioni con gli altri, per poter soprattutto essere annuncio di accoglienza come Dio ci accoglie. Prima dei discorsi ufficiali lo spazio alle esibizioni delle formazioni corali e folcloristiche che hanno richiamato l'attenzione dei fedeli presenti in piazza San Pietro. Inevitabile per il presidente Zaia il richiamo all'emergenza maltempo che ha colpito la nostra regione a fine ottobre. Per noi è una grande opportunità. Voglio ricordare che quella sabbia e quell'albero, poi parlerà il collega Federica, rappresentano anche quello che poi il Veneto ha subito in questi ultimi periodi. Quella sabbia è l'esito di quello che è stata per noi la tragedia di fine novembre, quindi ha un ulteriore significato. Essere qui poi per noi è un momento di grande orgoglio e soprattutto di grande onore riuscire a portare questo presepe, il presepe realizzato, come sapete, dalla sabbia ottenuta dalle spiagge di Jesolo. Zaia ha ricordato e ringraziato il grande lavoro svolto dai volontari. È il segno delle radici cristiane della nostra terra e della nostra comunità. La cronaca ora con un'altra tragedia della strada, investito e ucciso in via Circonvallazione a Salzano, la tragedia ieri sera. Via Circonvallazione è uno dei punti neri della viabilità del veneziano, è una strada che invita a spingere il piede sull'acceleratore nonostante i numerosi accessi impongano limiti inderogabili alla velocità. È una strada pericolosa, soprattutto al calar della sera, quando alcuni tratti restano completamente al buio. Quest'ultima è una delle probabili cause al vaglio dei carabinieri che stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell'incidente mortale accaduto giovedì sera attorno alle 22. A perdere la vita un operaio di 34 anni, originario del Bangladesh, travolto da un'auto mentre in sella alla sua bicicletta rientrava a casa a Salzano, dove risiedeva. L'investimento è accaduto nelle vicinanze dell'incrocio con via Piemonte. L'uomo alla guida dell'auto, una Fiat Punto, è un 43enne di Zelarino che non avrebbe visto il ciclista e che ora è indagato per omicidio stradale.
Il 34enne, in seguito al violento impatto, è stato scaraventato in un fossato ed è lì che i sanitari del SUAM, arrivati tempestivamente, hanno tentato in tutti i modi di strapparlo alla morte. Per più di mezz'ora il giovane è stato sottoposto alle pratiche rianimatorie risultate purtroppo vane per la gravità dei traumi rilevati sul suo corpo. Al drammatico elenco di vittime in via Circonvallazione si aggiunge ora anche il nome del 34enne. Sempre giovedì, ma sulla A4 in direzione Venezia tra Montecchio e Vicenza Ovest, il veneziano ha pianto un suo concittadino, Max Vedovato, 39 anni, di Noventa di Piave, morto nello scontro tra il furgone sul quale viaggiava come passeggero e un tir. È stata ritrovata dai carabinieri la 13enne di Vigonza, scomparsa da mercoledì mattina quando non si era presentata a scuola. I militari l'hanno rintracciata a Jesolo, dove si era nascosta in un'imbarcazione di proprietà dei genitori. La giovane, fortunatamente in buone condizioni. A denunciarne l'allontanamento erano stati i familiari. Il papà mercoledì mattina l'aveva accompagnata alla fermata dell'autobus a Santa Maria di Sala. Da qui la 13enne avrebbe dovuto raggiungere un istituto scolastico di Mirano, dove però non era mai arrivata. Qualche ora dopo il papà aveva informato i carabinieri che avevano dato il via alle ricerche, conclusesi appunto a Jesolo 48 ore dopo. Ed ora la notizia del sequestro di un ingente quantitativo di pasticche di giaba, meglio conosciuta come la droga della pazzia. I carabinieri le hanno trovate nel sottofondo dello zaino di un 36enne del Bangladesh che è stato arrestato. Nello zaino gli hanno trovato 804 pasticche di iaba e per questo è finito in manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È della tarda serata di giovedì l'arresto eseguito dai carabinieri del nucleo investigativo di Mestre. In via Piave ad essere fermato è stato un cittadino bengalese di 36 anni, pregiudicato per reati specifici, nulla facente. I militari lo tenevano d'occhio da un po' perché la sua abitazione era diventata inspiegabilmente un crocevia molto frequentato dai suoi connazionali. Proprio giovedì sera i carabinieri hanno deciso di sottoporlo a controllo mentre rientrava a casa. Il 36enne ha mostrato segni di insofferenza e di nervosismo, pure se addosso la perquisizione non ha fatto emergere alcunché, ma è stato l'esame approfondito dello zaino che indossava a svelare le ragioni della sua inquietudine. In una specie di sottofondo sono stati trovati 8 involucri contenenti complessivamente 804 pasticche che il narcotest ha accertato essere positive alla metanfetamina e comunemente conosciute nella comunità bengalese con il nome di Yaba. L'uomo, su disposizione del pubblico ministero di turno, dopo le formalità di rito, è stato portato nella sua abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. La Yaba è conosciuta nel giro dello spaccio come la droga di Hitler, di Hulk o della pazzia perché è capace di scatenare nell'assuntore effetti altamente aggressivi. Le pasticche di Yaba sono piccole, di colore rosso, l'effetto allucinogeno è devastante, dura oltre 8 ore e causa una sensazione di potenza fisica smisurata che sfocia nell'aggressività che l'assuntore sfoga contro se stesso e gli altri. La droga di Hulk costa relativamente poco, una pasticca si vende a 10 euro circa ed è molto diffusa, anche perché pare aiuti a stare svegli per molte ore. Attesi da oltre 30 anni sono finalmente iniziati, sono finalmente in partenza i lavori di bonifica dell'immensa discarica abusiva all'interno del porto di Chioggia. Cominceranno all'inizio del 2019 e dureranno circa 1 anno e mezzo i lavori per il gigantesco intervento di riqualificazione che vedrà trasformati 6 ettari di terreni all'interno del porto di Chioggia da discarica abusiva ad area produttiva. La bonifica sarà eseguita da un'associazione di imprese che vede la partecipazione del gruppo ERA con un finanziamento di 35 milioni erogato da Ministero dell'Ambiente e Regione Veneto. È un intervento straordinario, meraviglioso, che consente anche di ridurre l'infrazione nei nostri confronti da parte della Comunità Europea. È un lavoro di squadra che ha riguardato più enti ed è la dimostrazione che quando l'obiettivo è l'economia e l'ambiente non ci sono barriere politiche che tengano. Circa 200.000 metri quadri di piazzali portuali saranno resi operativi e ulteriori 1.500 metri di banchine portuali con fondali profondi 11 metri verranno realizzati grazie al riutilizzo dell'80% dei materiali inerti recuperati dalla discarica. Se io dagli stessi rifiuti posso in parte riutilizzarli, riesco ovviamente uno a riutilizzarli, ma l'altra questione che riesco a fare è quella che ho anche meno costi, questa è un'area di 6 ettari enorme, è una delle bonifiche più importanti, per cui devo dire che questo è l'altro grande contenuto di questo progetto.
Vongole e fasolari illegali sono stati sequestrati dai carabinieri della compagnia di Chioggia. In particolare è stato sanzionato amministrativamente con una multa di 2.000 euro un pescatore chioggiotto che a bordo della propria imbarcazione deteneva 100 kg di fasolari privi di documentazione attestante la provenienza. I molluschi sono stati sottoposti a sequestro per il successivo smaltimento. Un altro pescatore è stato sanzionato con la medesima multa perché a bordo del proprio furgone trasportava una tonnellata di vongole veraci pronte per la commercializzazione, anche queste prive di documentazione di accompagnamento. I molluschi sono stati sequestrati e versati in mare per ripristino del ciclo vitale. Ci fermiamo ora per la pubblicità, tra poco. Eccoci nuovamente in diretta con l'edizione di Venezia dei nostri notiziari. Lo sfoggio di una gondola ornata con ricami e stampe di simboli del ventennio fascista è costata cara al suo proprietario, sanzionato dal presidente dei bancali Andrea Balbi. E sull'episodio interviene la consigliera comunale del PD Monica Sambo. È un fatto grave, dice, chiediamo l'intervento del sindaco. Particolarmente grave, oltre alla manifestazione in sé, ma perché questa sorta di propaganda fascista nella gondola è stata fatta a bordo di un natante che è adibito a servizio pubblico non di linea. Da un lato la sorpresa, dall'altro lo sconcerto. Non ha lasciato indifferenti l'immagine di una gondola ornata di tutto punto con ricami e stampe del ventennio. L'imbarcazione, simbolo di Venezia in tutto il mondo, è apparsa così all'improvviso sulla pagina Facebook del gruppo chiuso Il Gondolier e da lì in poi sono stati guai per il suo proprietario Roberto Seibezzi, gondoliere allo stazio dell'Hotel Bauer. Lui non ha mai fatto mistero della sua fede politica e forse la reazione alla vista della sua gondola con l'effigie di Mussolini stampata sui cuscini e gli stemmi del fascio e della Decima Mas gli sarà parsa spropositata. Il presidente dei bancali, Andrea Balbi, non appena visto la foto, che men che non si dica è diventata virale su Facebook, ha sanzionato pesantemente il gondoliere Seibezzi, cui è stato ordinato di rimuovere immediatamente l'immagine pubblicata sul social network. Dai banchi dell'opposizione a Cafarsetti si è levata la voce di condanna, senza se e senza ma, della consigliera del PD Monica Sambo. Il più grave è che la gondola, poi, prima di essere comunque un natante, è anche un simbolo della città di Venezia nel mondo, quindi in qualche modo ha fregiato questo simbolo di Venezia. Colpa della soppressione dell'ente gondola da parte dell'attuale amministrazione comunale, dice la consigliera Sambo, secondo cui proprio per questo motivo l'autodisciplina dei gondolieri pare non funzionare più. Importante ovviamente adesso sarebbe anche una presa di posizione da parte del sindaco o del comune, insomma nel suo complesso, quindi del consiglio comunale, appunto perché oltre al fatto grave in sé si tratta comunque della gondola che è servizio pubblico non di linea. Raider Day con sorpresa domenica al Taliercio in occasione dell'incontro di campionato che vedrà scendere in campo gli uomini di coach del Raffaele che contro Varese la società consegnerà un assegno di 20.000 euro alla Regione del Veneto. La somma, cioè il totale dell'intero incasso della partita con Bologna, 17.000 euro, e la raccolta fondi effettuata all'interno dello Palasport, 3.000 euro, andrà a sostenere le popolazioni venete colpite dall'ondata di maltempo di fine ottobre. L'assegno sarà consegnato a Nicola Dell'Acqua, direttore dell'area tutela e sviluppo del territorio e coordinatore dei soggetti attuatori del commissario Luca Zaia, oltre che soggetto attuatore del settore pianificazione degli interventi nelle zone colpite. Torna ad Antenna 3 la nostra rubrica dedicata sui presepi. Inviateci le vostre immagini oppure segnalate le vostre creazioni. Le nostre telecamere verranno nelle vostre case a riprendere le natività. Lo potete fare chiamandoci oppure inviando un filmato al numero che vedete in sovraimpressione, oppure scriveteci una mail a redazione@antenna3.it. È tutto per questa edizione, subito dopo i TG torna 20:10, questa sera si parlerà di agricoltura e delle sfide del 2019. In chiusura come sempre uno sguardo alle previsioni del tempo, arrivederci.
Ben ritrovati al meteo. Peggiora il tempo con qualche fenomeno sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto al mattino il cielo risulterà nuvoloso e spesso coperto con qualche pioggia sparsa, possibile soprattutto sui settori montuosi. Col passare delle ore la situazione andrà via via migliorando con tempo più asciutto ovunque. Temperature minime comprese tra 2 e 6 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 9 e 11 gradi circa. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà una giornata all'insegna di un tempo per lo più stabile. Al mattino sulla nostra regione il cielo risulterà coperto con qualche precipitazione sparsa, ma in via di esaurimento già dal pomeriggio, con ampio soleggiamento. Temperature minime tra 5 e 6 gradi. Massime oscillanti invece tra 11 e 13 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Sulla nostra regione il cielo risulterà irregolarmente nuvoloso e non si esclude qualche rovescio a carattere sparso nella prima parte della giornata. Anche in questo caso però andrà via via migliorando con fenomeni in cessazione nel pomeriggio e ampio soleggiamento. Temperature minime tra 2 e 3 gradi. Massime comprese invece tra 11 e 13 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.